Proseguiamo questa seconda giornata di casting qui a Miss Topolini. Vi presento, amici, subito l'aspirante Miss numero 29. Nome? Nicole. Oh, Nicole. Benissimo, allora Nicole, hai degli occhi verdi bellissimi. Allora, apriti al pubblico di Miss Topolini raccontandoci un po' di te. Ovvero, chi sei, cosa fai nella vita, di cosa ti occupi. Allora, studio al Max Fabiani. Quante ne hai a proposito? Quasi 17. Oh, quasi 17. Lei è una ragazza molto timida, ma è assolutamente normale perché la telecamera, lo dico sempre, non è un oggetto amico, ma è abbastanza invadente. Però devi stare tranquilla, serena. Allora, senti, cosa fai di bello nella vita durante le giornate? Ecco, a parte lo studio. Esco con la mia migliore amica che è là. Che è là che ti fa il tifo per te. No, è anche lei iscritta. Ah, è già lei è iscritta, quindi vivete un'avventura insieme, che bello. Sì, dai. Senti, come mai a Miss Topolini? Cioè, al di là di spalleggiarvi insieme con la tua amica, però cosa ti aspetti da questo concorso Miss Topolini? Un'esperienza importante, un'estate diversa dalle altre, divertimento? Vuoi metterti in gioco? Dimmi. No, c'è un'esperienza personale che comunque spero che, non so, che mi salga l'autostima, diciamo, un po'. Hai detto una cosa bellissima, insomma, l'autostima tra l'altro si guadagna anche mettendosi in discussione, tra l'altro anche in concorsi così importanti. E con questi occhi belli, dolci, ti faccio questa domandina. Il tuo sogno nel cassetto, chiudendo questi occhi meravigliosi, cosa vedi nel tuo cammino, nel tuo futuro? Vivere semplicemente la vita come mi viene. Quindi, tranquillamente, in serenità, in salute. Sì. Bravissima, hai detto una cosa. Tante volte veramente noi trascuriamo quelle che sono le cose importanti, no? Quelle giornaliere. Bravissima, saggia ragazza. Adesso quella è la telecamera, per te l'opportunità di fare tutti i saluti che vuoi. Ok, saluto la mia migliore amica appunto e... non so. E in bocca al lupo. Crepi.